Con Peter Fecchio, distretto Rovigo 1 della Protezione Civile, siamo in un campo particolarmente attrezzato. È in corso un'esercitazione con il nome tecnico esercitazione distrettuale Rovigo 1 Loreo 2025. È un'esercitazione principalmente sul rischio idraulico e sulle comunicazioni in emergenza. 3 giorni che state veramente simulando un'emergenza. Noi abbiamo iniziato con la parte logistica venerdì mattina, poi l'esercitazione è iniziata ufficialmente venerdì pomeriggio con una visita sull'argine del Po insieme in collaborazione con AIPO. E poi i vari moduli delle giornate di sabato, sempre comunque legate all'attività idraulica, quindi motopompe piccola e media portata, motopompe ad alta capacità e naturalmente campo base e anche una cucina mobile, che è la prima volta che utilizziamo una cucina mobile con una tensostruttura da 150 persone. Abbiamo coinvolto per questo un gruppo di amici volontari del Piemonte che sono venuti a trovarci in 8 coordinamenti in circa una cinquantina di persone. E insieme insomma abbiamo allestito questo campo base, quindi con una tendopoli da 5 tende che attualmente sono tutte occupate, ma non sono state sufficienti, quindi abbiamo dovuto organizzarci anche con abbiamo improvvisato un garage tendopoli, perché eravamo veramente in tanti. In più abbiamo coinvolto anche un gruppo di Verona, anzi 2, Pressana e Bevilacqua, che proprio si stanno esercitando in questi momenti nelle aree, quelle all'interno della proprietà, che non si vedono qui nel campo base, dove stanno simulando un inquinamento idraulico, quindi sversamento di liquidi su corsi d'acqua piccoli. Ecco, distretto 1, quali comuni sono coinvolti? Allora, il distretto Rovigo 1 comprende i comuni di Loreo, Portoviro, Rosolina e Adria, e da poco anche, siccome il distretto si sta trasformando in ambiti, all'interno dell'ambito anche è stato inserito anche il comune di Papozze. E quanti sono i volontari coinvolti in queste esercitazioni? Allora, di media, diciamo tra sia il sabato, quindi ieri, tra i 90 e i 100, e oggi, anche oggi più o meno quel numero lì, intorno ai 100 volontari. Io chiudo sempre dicendo che la protezione civile è sempre una grande famiglia, e in questi momenti proprio capiamo veramente che cos'è il senso di amicizia e di volontariato. Buongiorno a tutti, grazie.